Buona serata cari telespettatori, ben ritornati nel nostro consueto appuntamento del martedì sera. Naturalmente telefoni aperti, possibilità di chiamare, possibilità di mandare i messaggi. Vediamo subito gli ospiti di quest'oggi e poi entriamo nel vivo del tema. Un tema che ormai affrontiamo con una costanza metodica, periodica, più o meno una volta al mese, sia perché effettivamente interessa moltissime persone, l'abbiamo visto anche dalle vostre chiamate, dai vostri messaggi, sia perché effettivamente attraverso le televisioni private si coglie il target che questo argomento riguarda in pieno, ovvero le persone anziane che hanno dei problemi ben precisi e quello delle famiglie, sia perché riguarda il nostro territorio ed è a fronte di un progetto molto importante di caratura nazionale voluto dallo SPCGL nazionale, poi coniugato a livello locale dagli SPCGL del territorio, nella fattispecie del Veneto, che si dà vita a questo tipo di sensibilizzazione, ovvero rivedere le case di riposo, i centri di servizio, come vogliamo chiamarli, ma io do dei termini molto semplici perché sennò effettivamente poi ci fanno l'osservazione che non si capisce quello che diciamo, quindi questo sarà un invito anche ai nostri ospiti a parlare in modo semplice, case di riposo in modo diverso, come luoghi aperti dove si possano ottenere dei servizi, se questo sarà possibile, vedremo in che termini, per tante persone che non possono afferire a queste strutture perché hanno una pensione bassa e in futuro sarà sempre peggio, perché hanno dei problemi di carattere familiare, ma bisogno di assistenza ce n'è sempre di più. Quanto lo stare a casa, la domiciliarità può essere utile, quanto invece la struttura organizzata, strutturata, con professionalità e competenza può invece sopperire alle nuove emergenze sociosanitarie delle persone anziane, visto che si diventa sempre più anziani e per fortuna questo sarà un incremento notevole, punto di domanda, vedremo poi le risposte. Teniamo conto che gli ultra 65 anni nel 2030 saranno 14 milioni e mezzo, quando oggi sono 9,6 milioni e nel prossimo ventennio almeno fino a 500.000 unità in più di ultra 65 anni, più 150.000 ultra 85 anni. Sono numeri che sembrano così vaghi e non comprendere bene la portata del problema, ma in realtà è un problema che riguarderà moltissime persone. Allora, per affrontarlo e dibatterlo insieme, poi voglio sapere anche i vostri punti di vista, abbiamo qui con noi in studio, ben arrivato Diego Bottaccin, consigliere regionale Verso Nord, che rappresenta la parte politica e la regione in certo qual modo. Grazie di essere qui con noi, consigliere. Roberto Volpe, presidente URIPA, grazie anche lei di essere qui con noi. Case di riposo sostanzialmente a livello regionale, chiamiamole così. Sì, io guardi, lo so che uso questi termini, però giustamente, siccome ci ascoltano anche da altre regioni, in ogni regione c'è una peculiarità, per cui noi semplicizzando diciamo case di riposo, anche sarebbe centri di servizio di assistenza. Omologhiamo il linguaggio così è meglio per tutti. Esatto. Dall'altra parte invece abbiamo da un lato Pierangelo Spano, SPCGL Veneto, giovane però è presente perché rappresenta lo SPI, ma perché anche ha fatto moltissime ricerche di carattere sociologico, sociodemografico, quindi ha bene in mano la situazione e ci aiuterà a comprendere certe dinamiche. Vediamo. Esatto. E ben arrivato anche Ugo Aggiollo, CGIL Confederale Venezia, grazie anche a lei, perché come abbiamo detto più volte, purtroppo non abbiamo dato anche la volta scorsa molto spazio, me ne scuso con i telespettatori che l'hanno osservato, ci sono anche molti lavoratori, lavoratori coinvolti, lavoratori a rischio che stanno soffrendo una situazione di bilico come tanti altri in altri comparti, ma più che mai in quest'ambito. E allora vediamo di capire meglio insieme cosa si sta facendo e dove si sta andando a parare. Prima di incominciare però vediamo la nostra copertina. Se in famiglia c'è un anziano malato cronico, costituisce un grosso impegno difficilmente sostenibile economicamente. Secondo i dati Istat, in Italia nel 2011 oltre il 50% di chi ha tra i 65 e i 74 anni di età ha almeno una patologia cronica e di questi solo il 30% dichiara di essere in buona salute. Il 12,2% degli ultra 65 anni vive uno stato di povertà relativa e il 5,4% di povertà assoluta. A far luce sulle
sulle problematiche dell'assistenza sociosanitaria agli anziani malati cronici e sul risvolto alle loro famiglie è l'11° rapporto nazionale sulle politiche della cronicità, emergenza famiglie, l'insostenibile leggerezza del welfare di cittadinanza attiva. Ad occuparsi della cura ed assistenza all'anziano malato cronico è in più della metà dei casi, il 56%, un solo nucleo familiare. Ciascuna famiglia dedica mediamente all'assistenza del familiare anziano oltre 5 ore al giorno. Tale situazione, in circa il 93% dei casi, non permette ai componenti delle famiglie di conciliare l'orario lavorativo con le esigenze di assistenza, al punto che oltre la metà, il 53,6%, segnala licenziamenti e mancati rinnovi o di interruzioni del rapporto di lavoro. A tutto ciò va aggiunta la difficoltà crescente di fronteggiare i costi legati alla cura dell'anziano malato cronico. Solo per fare alcuni esempi, le famiglie mediamente spendono in un anno circa 8.500 euro per il supporto assistenziale integrativo alla persona, ovvero badante, 3.700 euro per lo svolgimento di visite, esami o attività riabilitativa a domicilio, quasi 14.000 euro in media è il costo per la retta delle strutture residenziali o semiresidenziali. Inoltre, se il paziente anziano viene dimesso dall'ospedale, in un terzo dei casi è la famiglia ad occuparsi di tutto, senza aver ricevuto alcun orientamento. Per il 52% delle associazioni, il medico di medicina generale fornisce solo le indicazioni degli uffici a cui rivolgersi, ma poi devono provvedere i familiari. E solo per il 15% di esse, il medico di famiglia fa tutto necessario dopo le dimissioni. Nel 76% dei casi, contestualmente alle dimissioni ospedaliere, non viene attivata l'assistenza domiciliare. In 2 casi su 3, il medico di famiglia non interagisce con ASL e comuni per l'attivazione dei servizi sociosanitari e per il 70% delle associazioni non si integra con lo specialista. Riguardo all'assistenza domiciliare integrata, il 65,3% lamenta difficoltà nell'attivarla, il 50% la scarsa integrazione tra gli interventi di tipo sanitario e di tipo sociale ed un numero di ore insufficiente. Quasi nessuno è soddisfatto dall'assistenza che riceve a casa, solo il 27% la considera mediamente adeguata e per il restante 73% essa è inadeguata. Allora, questa è una ricerca condotta a livello nazionale naturalmente, però diciamo che a livello locale si avvicina sotto vari aspetti. Più che mai è anche un problema che emerge di frequente, è la non soddisfazione delle attività svolte dal medico di base, che non fornisce tutto quel supporto che invece potrebbe fornire. A lei la parola. Devo dire che questo servizio nella sintesi giornalistica ha rappresentato chiaramente lo scenario di preoccupazione che ci coinvolge oggi. Ci coinvolge perché appunto noi viviamo in una regione che ha conquistato anni alla vita, ma che sta creando una situazione di molte persone che si affacciano a quell'età del bisogno, quell'età appunto che, come ricordava anche lei, superati i 65 anni comincia a manifestare degli acciacchi che certo consentono di vivere a casa, ma con una determinata risposta di servizi, di assistenza, di farmaci, e che chiede e interroga chi governa questa regione, questo territorio, su quali sono le modalità migliori per portare le risposte che poi consentono di dire che c'è un effettivo diritto alla salute. Perché il diritto alla salute è scritto nella Costituzione e non serve cancellare la Costituzione per negarlo, basta semplicemente che di fronte a una situazione di bisogno una persona si trovi in solitudine e nell'impossibilità di accedere a quei servizi che gli servirebbero. Ecco, allora, se i dati sono quelli che la ricerca di cittadinanza attiva mette in luce, certo con un dettaglio nazionale, ma sarebbe interessante riportare poi lo spaccato regionale dei dati del Veneto, ecco, noi siamo preoccupati perché ci chiediamo come dentro alla difficoltà della finanza pubblica, alla scarsità delle risorse della regione, ma anche alla scarsità delle risorse delle famiglie, ricordiamoci che il 50% dei pensionati ha una pensione che sta sotto i 1.000 euro. Al 75% sta comunque in un tetto che non arriva sopra i 1.500 euro. Ecco, al mese queste non sono cifre che consentono di fare da soli, di attivare da soli una rete di protezione. Chiedono che ci sia un servizio pubblico che possa farsi carico di dare le giuste risposte e appunto quando parliamo di giuste risposte non possiamo pensare di andare sempre in una struttura, in un ospedale, ma dobbiamo immaginare che ci sia sul territorio in maniera accessibile una rete. Allora ecco, che vengano indicati dati di scarsa soddisfazione sul ruolo dei medici di medicina generale che nella prospettiva anche proposta dal ministro Balduzzi dovrebbero essere l'architrave di quell'assistenza sulle 24 ore.
che ci sia una carenza nel servizio di assistenza domiciliare, che dovrebbe essere il primo presidio una volta che si entra in una dimensione di bisogno che non richiede la ospedalizzazione o comunque il ricovero in struttura. Sono due indicatori di criticità nella tenuta del nostro sistema che potrebbero aggravarsi se, aumentando le persone in condizione di bisogno, non verrà corrisposto un investimento che vada ad aumentare i livelli di questi servizi. E il tutto rischia di configurare un cortocircuito in cui ciascuno cerca di trovare un posto al sole dove lo trova, e quindi andando alla faccia dell'appropriatezza, alla faccia del costo delle prestazioni, a cercare nell'accesso al pronto soccorso inappropriato o nella lista d'attesa per un posto in struttura il tentativo di trovare qualcuno che si prenda cura di lui. Ecco, noi come organizzazione che tutela i pensionati siamo molto interessati invece a fare un ragionamento che guardi alla criticità dell'oggi e del domani, perché appunto svegliarsi domani e scoprire di avere un problema grande come una montagna, sapendolo già oggi, forse è meglio evitare. Bisognerebbe appunto prendere la responsabilità fino in fondo di guardare oggi anche per domani, assolutamente, declinando appunto quelle che sono le possibilità, perché nessuno vuole la luna nel pozzo, però certo non ci si può chiamare fuori dalla responsabilità di fare un cambiamento a quello che è il nostro sistema oggi. Ecco, secondo lei, prima voglio sentire il consigliere, dopo andiamo nel concreto anche di chi opera con le strutture, queste case di riposo, questi centri servizi. Nella regione del Veneto qual è la situazione e quanto è stato fatto o sarebbe possibile ancora realisticamente fare? Perché giustamente si parlava di risorse e abbiamo i due aspetti, da uno quello sociale, l'altro sanitario, anche se sono tutti raggruppati in un unico calderone, cioè quello è l'unico pozzo in cui si può attingere. Sì, beh, il tema è importante. Io provo a dire 2 o 3 cose di premessa su quello che diceva il dottor Spano, prima di dire secondo me come siamo messi e cosa bisognerebbe fare. La prima premessa è che questa di per sé è una buona notizia, perché come dire, venire vecchi è una brutta cosa, però qualunque alternativa è peggio, per cui diventiamo più vecchi, mediamente siamo più vecchi perché mediamente si vive meglio, si è più ricchi, si mangia meglio, ci si cura meglio. Insomma, il fatto che il Veneto sia una delle regioni nel mondo, certo, dove l'attesa di vita media è tra le più elevate del mondo, 80 anni per le donne e 76 per i maschi, è di per sé una buona notizia. Crea grossi problemi, soprattutto in una realtà come l'Italia che diversamente da altre, perché altri paesi hanno cercato di guardare un po' più avanti prima, stenta di fare politiche che cercano di prevedere, perché qui possiamo fare delle previsioni molto, molto chiare. L'aumento dell'età media comporta l'aumento di alcune patologie e l'aumento di alcune situazioni. Pensiamo a patologie gravi anche per le conseguenze proprio sociali sulla famiglia, pensiamo alle demenze, diciamo tutto Alzheimer, quello che si chiama anche impropriamente Alzheimer, che sono l'invecchiamento cerebrale, insomma, che comporta modalità di invalidità che pesano molto pesantemente sulla propria gestione familiare. Pensiamo comunque a tutti gli acciacchi, al fatto che allora, le risposte devono avere in mente la compatibilità economica, cioè devono tener conto che questo fenomeno aumenterà nei prossimi anni e aumenterà in maniera significativa, lo ha detto lei all'inizio con alcuni numeri. Che questo aumento comporterà un aumento dei costi per rispondere dignitosamente a questo problema rilevante, molto più elevato dell'aumento medio, diciamo, dell'Istat, anche quando le cose andavano bene, cioè dell'aumento medio del prodotto interno lordo anche quando le cose andavano bene. Figuriamoci adesso dove abbiamo un decremento di produzione di ricchezza, cioè dove noi produciamo il 2%, il 2,5%. No, ma dove soprattutto le pensioni saranno nettamente più basse, attenzione, perché se le persone lavorano meno e con minor frequenza, eccetera, allora, col sistema... su questo ovviamente sarebbe stato meglio
averci pensato prima. Secondo me anche con un sistema diciamo di natura assicurativa, come hanno fatto, magari obbligatoria, come hanno fatto per esempio in Germania. Qui nel Veneto si è rincorsa un'idea giusta, forse astrattamente, forse giusta quando la si è pensata, ma che oggi secondo me non funziona, che è quella del fondo unico per la non autosufficienza alimentato tutto dalla fiscalità generale. Cioè soldi delle tasse, quelli che si pagano adesso, eventualmente, molti dicevano, con l'addizionale IRPEF portata al massimo, per cui aumento ulteriore di tasse, di tassazione generale, per assicurare a tutti, anche negli anni a futuri, questo sistema. Io lo interrompo solo un attimo perché abbiamo una telefonata in attesa e vogliamo dare anche la parola ai nostri telespettatori. Pronto? Pronto? È ancora in linea? Pronto? Mi sa che niente, è caduta la linea, era troppo dicevo, in attesa. secondo me questa strada, ammesso e non concesso che fosse giusta quando è stata immaginata, non lo è più, perché io credo che noi non abbiamo la possibilità di aumentare le tasse. Ma che alternative ci sono? Non c'è. E invece dobbiamo tentare di diminuirle le tasse, dobbiamo dare le risposte più appropriate economicamente, più appropriate per poter fare quelle economie che ci permettono di affrontare oggi il problema, e dobbiamo guardare avanti cercando di instaurare meccanismi che possano permettere alle persone di accumulare nella loro vita, per questo parlo di un sistema assicurativo, di accumulare nella loro vita, fin da quando stanno bene, fin da quando sono giovani, un piccolo bagaglio, diciamo così, di risorse che permetta loro, se dovessero arrivare a una condizione di non autosufficienza, di avere le risorse sufficienti per farvi fronte. Questa è un po' la situazione, per cui secondo me siamo a un punto di svolta, insomma dobbiamo assolutamente prendere delle decisioni. Le decisioni da prendere, oltre che nell'immediato ridurre tutti gli sprechi possibili per poter portare qui risorse sufficienti, sono guardare avanti cercando o la strada, chiamiamola tedesca, che è quella dell'assicurazione sostanzialmente obbligatoria per tutti, oppure ad altre strade che ci sono, io penso all'esperienza francese, ma ci sono altre possibilità da esplorare. Nel frattempo però, per evitare tutti gli sprechi, diciamo così, perché è l'altro tema, cioè dare alle persone la risposta migliore, evitando di dare risposte che costano di più e che non sono le migliori che possono essere date, bisogna anche essere in grado di fare una riorganizzazione del sistema, delle risposte che diamo adesso, che sono quasi due: o a casa e ti arrangi, o in istituto e paga il fondo sanitario. Poi, per carità, sono nate le vie di mezzo, ma insomma bisogna lavorare molto su tutto quello che è via di mezzo, perché sempre di più la non autosufficienza è la parte finale di un percorso che comincia con avere alcune difficoltà. Come dire, gran parte del percorso può essere assistito a casa in condizioni molto migliori per il paziente, per l'utente, il paziente, per l'utente, per la persona anziana, e in condizioni molto migliori anche dal punto di vista del costo. Qua bisogna lavorare, poi magari... Certo, poi ci vedremo, poi vedremo. Ecco, io vorrei dopo passare la parola anche al dottor Volpe, Presidente Volpe. Prima andiamo appunto in pubblicità, perché penso che il suo intervento richieda anche un po' di tempo. Sì, c'è anche un messaggio molto concreto, ci sono messaggi, anche questo non è il primo, che stanno arrivando da persone che hanno problemi anche molto concreti, quindi bisogna anche affrontare la problematica del quotidiano. E soprattutto quello che anche a me spaventa è che quando si parla di domiciliarietà poi ci si rende conto che molto concretamente questa non funziona tanto. Cioè, le persone... Posso dirle però che domiciliarità non è che dobbiamo intendere ma ne voglio parlare, l'assistente domiciliare che va a casa, ci sono moltissimi modi, ma infatti assolutamente. Andiamo in pubblicità, poi torniamo subito insieme, vediamo di rispondere anche alle vostre domande.
Eccoci qua, abbiamo già una telefonata in linea. Pronto? Pronto, in linea? Per dire anche il mio caso. Dunque, questa mattina ho sentito per il telegiornale su Rai 3 presto che c'è stato questo scambio di cartelle che hanno fatto il TAC a una signora e l'hanno operata al posto dell'altra. Allora, mi sente? Sì, le sentiamo piace, chiediamo dalla regia se possono alzare il volume. Dica signora. Sì, allora, io le dico che è successo lo stesso a me. Nel 95 ero stata ricoverata 3 mesi e mezzo in ospedale, che avevo problemi di respiro, e c'è stato scambio di cartelle cliniche e mi hanno fatto un ciclo di 4 cicli di terapia sul polmone destro per un tumore che dopo invece non avevo. E dopo tutto il seguito, quando vi dico queste cose, quando ho qualche ricovero, i dottori scrivono nella cartella di dimissione, non ci credono, oppure non vogliono, si cosano fra loro, si proteggono. Allora scrivono nella cartella, la paziente dice così, ma non ha portato documenti. Io quando ho fatto la richiesta, sono andata a casa dopo 3 mesi e mezzo, ho fatto la richiesta delle cartelle e mi è arrivato a casa solo poche, che ero stata dopo dal 9 febbraio, dal 15 gennaio al 9 febbraio, passata in radioterapia. Signora, io la interrompo un attimo perché la sua storia purtroppo è anche molto grave, soltanto che ci porta un po' fuori tema, e tra l'altro è un caso che secondo me lei non deve neanche trascurare, ma io non ho fatto causa, ma quello che adesso mi fa male, come sono ridotta io, è tutto in seguito, che avrei piacere che uno venisse qua che gli spiegherei tutto. Capisce? Io adesso vivo di ossigeno e non vado in nessun posto perché ho bisogno, non devo stancarmi e sono ridotta così. Perché c'è stato uno sbaglio e allora non abbiamo fatto caso, mi sono pentita. E adesso i dottori quasi sono scettici, non ci credono, poi altre cose ho subito in ospedale, perché ho avuto tanti ricoveri e non sono stata contenta. Ecco, dopo un esame che ho fatto, l'ultimo ricovero il 27 aprile del 2011, per fare un elettrocardiogramma, c'era una suora che stava lì per fare pratica, io e la spalla sinistra non dovevo... Signora, lo interrompo un attimo. Allora, il suo caso, se sono casi particolari, se sono casi di malasanità, lei si rivolga tanto in ogni ospedale. Lei da dove chiama, signora? Da Padova. Ecco, da Padova. Nell'ospedale a Padova c'è la sede del Tribunale dei diritti del malato. Guardate, ecco, e allora lei va là e si rivolge a loro e chiede un aiuto, perché questo è un caso specifico, non possiamo raccontarlo in questo caso, anche perché non parliamo di malasanità. Affronteremo magari il tema in seguito, ma in questo caso qua non lo affrontiamo, non abbiamo neanche le persone che possono darle una mano. Ma lei vada in ospedale a Padova oppure chieda di parlare con il direttore generale, eccetera, comunque col Tribunale dei diritti del malato. Le chiederà le prove, perché ovviamente bisogna sempre presentarle, però almeno le può dare una consulenza. Comunque la ringrazio di aver chiamato, signora. Grazie molte. Allora, tornando a noi, volevo passare la parola a lei, Presidente, perché allora dice cosa ravvede dal di dentro, perché lei poi ha in mano un po' la situazione delle diverse case di riposo. Ma guardi, sostanzialmente vedere la cosa da dentro è non affrontare il problema. Lei ha esordito all'inizio dando dei numeri statistici. 4 sui 5 seduti in questo palcoscenico saremo quei numeri. Siamo dei 5, 4 apparteniamo a quei numeri. Cosa dobbiamo fare noi oggi? Noi oggi dobbiamo pensare, per fare una buona politica e una buona azione sociale, dobbiamo pensare a cosa vorremmo noi quando saremo all'interno di quei numeri e come potremmo essere quello che vogliamo con le risorse che oggi abbiamo a disposizione. Ognuno di noi sicuramente vorrebbe rimanere al proprio domicilio fino all'ultimo momento della propria vita e laddove non possa essere a domicilio vorrebbe poter trovare una struttura residenziale, una casa di riposo, che sia adatta alle sue esigenze. Probabilmente nessuno di noi 4 accetterebbe tra 15, 20 anni, 30 anni, 40, quando toccherà, di essere accolto in una struttura dove gli ultimi 1, 2, 3 anni della vita devo condividere una stanza con una persona che non ho mai conosciuto nell'arco della mia vita, con cui devo fare tutte le azioni quotidiane, anche intime, in presenza di altri, e
non lo so se avrò figli, parenti che mi potranno aiutare. Allora, focalizziamo il problema. Cosa vorremmo noi? Noi vogliamo un qualcosa che dobbiamo oggi costruire. E per costruire, non per fare pubblicità della Troni, ci vuole anche un po' di ottimismo. Il primo, noi continuiamo a classificare gli anziani negli ultra 65 anni. Gli anziani oggi, oltre i 65 anni fino agli 80, sono diversamente giovani, non sono anziani. Noi dobbiamo spostare il pallino molto più in là. Le percentuali invalidanti che ben diceva Diego prima rispetto ai temi degli anziani sono in percentuali minime oggi rispetto a quella soglia di età. Il vero tema è la quarta e la quinta età che si affaccerà in quel momento. Quindi sono over 85 anni? Over centenari. Centenari. Perché questo è il destino che spetterà a questa nuova società. Di parlare avremo quella che in geriatria è la gerontologia, cioè quella parte di... Allora, è la prima cosa. La seconda cosa che dobbiamo fare, io faccio una battuta, forse già detta da altri, che questo è un mondo che noi non abbiamo avuto in eredità dai nostri genitori, ma l'abbiamo avuto in prestito dai nostri figli. Se è vero questo, è vero che noi non stiamo facendo niente nelle nuove generazioni per aumentare la sensibilità rispetto al tema della terza età e non stiamo seminando niente in termini di politiche familiari in un momento in cui sappiamo che la famiglia è profondamente in crisi. Quando lei diceva prima dal nostro osservatorio, io oggi cosa vedo? Vedo degli anziani che cominciano ad essere i genitori di famiglie in cui non c'è più l'unione coniugale, figli separati. Senza dubbio, certo. Infatti Sto vedendo anziani che non hanno, sto vedendo bambini che non sanno cos'è il loro nonno perché nati in età avanzata del genitore, la percezione del nonno non ce l'hanno ed altro. Non ho portato, perché lo porto sempre, ma ormai credo che chi mi ascolta è stanco anche di sentire questa cosa, io ho in macchina un testo di scuola di mio figlio quando faceva la quarta e la quinta elementare. In questi 4-5 anni di percorso didattico alle scuole elementari, io vorrei sfidare chiunque oggi ha la possibilità di farlo, di andare a leggere i testi delle scuole elementari di italiano e vedere quanti temi la scuola indirizza sul tema della terza età, dei nonni piuttosto che della terza età. Il problema vero di questa città, al di là dell'aspetto delle risorse, che è un problema che attraversa orizzontalmente tutte le categorie, tutti i problemi, dagli anziani al turismo, al mondo, è un problema rispetto a una crisi così dirompente. Quello che fa rabbia in questo momento è che la politica non stia investendo rispetto a una società che è profondamente mutata. Quella signora che ha telefonato prima, quella è l'esempio lampante di una persona probabilmente, anzi ritengo sicuramente un po' anziana, che però è sola. Assolutamente. È sparito il rapporto col vicinato, è sparito il rapporto con le generazioni. Voi pensate che noi abbiamo omologato un termine, guardate che è drammatico, noi abbiamo omologato il linguaggio di badanti. Se noi o gli spettatori vanno ad aprire qualsiasi dizionario, sì, esatto, trovate sotto la parola badare, si guarda agli animali, la custodia dell'animale. Noi abbiamo omologato, abbiamo fatto fatica a chiamarli assistenti, li abbiamo chiamati badanti e li abbiamo omologato addirittura nel linguaggio legislativo. Allora, da dentro cosa si vede? Da dentro c'è un grande bisogno di esprimere alla politica la necessità che guardi a seminare un seme che dia un prodotto, perché le difficoltà che noi vediamo oggi, che vediamo all'orizzonte, domani diventano delle grandi difficoltà. Quando noi 10 anni fa dicevamo che le nostre strutture stavano divenendo delle geriatrie, delle lungodegenze, e che da noi non si viene a riposare, perché il termine casa di riposo non era un termine improprio, aveva quella finalità, casa di riposo, da noi non ci si viene a riposare. Quindi io credo che il dibattito sia interessante, però il messaggio forte che va dato alla politica è:
basta tabelle, basta schemi, basta di tutto questo. Ma sedersi e ragionare. Esatto, però finora non stanno facendo ragionamenti corretti, almeno quanto sembra. Un attimo, vediamo se riusciamo a avere ancora la telefonata, che era un po' che aspetta. Pronto? Sei pronto? Sì, buonasera signora, dove chiama? Verona? Sì, prego, dica. Io vorrei parlare con quel signore che aveva parlato prima, la gravata rossa. Sì. Parlava appunto Sì, consigliere Bottacin, dica. Io sono un'anziana anch'io, anziani a rischio c'è scritto nel televisore, sì. E siamo proprio a rischio perché io ho lavorato per 40 anni, ho mandato via tutte le marchette, non ho mai lavorato in nero, e come me tante altre mie amiche. Però nella pensione mi arriva 120 euro ogni mese di trattenute. Certo. Adesso tagliano gli ospedali, portano via i letti. Quando che dobbiamo andare in ospedale, dove andiamo? Al ricovero, dove andiamo? Siamo a casa con le badanti che ci portano via anche i termosifoni? Cosa facciamo? Siamo soli. Figli non ce ne abbiamo. Ma cosa pensano questi politici? Ma è possibile che tutto quest'anno vanno avanti con ste mangia. Hanno mangiato tutto. Tutti i nostri risparmi che abbiamo mandato all'INPS, i soldi che abbiamo mandato all'INPS, ci hanno dato la pensione. Adesso ce la tirano via. Hanno dato 700 euro, adesso è meno di 700. Chiarissimo. Allora, cosa mangiamo in un mese? Chiaro, io non ho né cani né gatti, perché adesso a Bologna per cavia prendono i malati di cardiopatia, di cuore. Io sono cardiopatica. Certo, mi prenderanno come cavi anch'io? No. Grazie. Scusi, ma guardi che è una cosa tremenda. No, ma lo sappiamo questa. Perfettamente. Hanno bisogno di cani e di gatti, ma di persone no, e bambini che si vedono che muoiono di fame. Grazie signora comunque del suo intervento, grazie molto. Vediamo un po' di dare una risposta alla signora, cioè dice sì, effettivamente ho pagato i contributi tutta una pensione 700 euro, ma neanche pensabile poter ambire anche a una struttura del genere, neanche pensabile penso poter avere una badante, perché sembrerebbe che qua ci volessero 8.488 euro annui per potersi permettere una badante, una persona che dovrebbe comunque aiutarti a casa. L'intervento della signora fa tornare alla memoria di tutti come ci sia stato un patto sociale costruito su quello che noi chiamiamo welfare universalistico, che veniva finanziato attraverso un prelievo fiscale progressivo. Allora, ma tanti messaggi stanno arrivando che però comunque il prelievo fiscale progressivo sta aumentando, giustamente. Quindi... Per chi paga le tasse, ahimè, appunto, questo è un dato di realtà. E il welfare universale invece sta soffrendo la cura dimagrante di un bilancio pubblico che è impegnato a pagare i debiti del passato e ha sempre meno risorse per finanziare le risorse del presente e gli investimenti del futuro. Allora io ho sentito in palla il Presidente Volpe e posso essere d'accordo con lui sul fatto che l'allungamento della vita regala anni di vita buona, ma ahimè non c'è ancora un antidoto che possa determinare quando è che insorge il problema, e statisticamente l'invecchiamento porta con sé una crescita della domanda di servizi sociali. Allora noi non possiamo giocare sull'equivoco di qual è il target di popolazione, perché quello che oggi è una risposta istituzionale, con gli ospedali che calano i posti letto per acuti, le lungodegenze che sono state da anni smantellate in cambio di una risposta sul territorio che invece purtroppo non c'è, 24.000 impegnative di residenzialità, come le chiama la Regione, cioè quote garantite per coprire la quota sanitaria a persone che stanno ricoverate in strutture, le case di riposo, sono comunque una parte minima. La stessa Regione, quando stima il fabbisogno, ne quantifica 3.000 in più, e i posti letto... Se posso, però di questi 24.000 molti sono anche ricoverati impropri, probabilmente, e di contro altri impropri nel senso che avrebbero, se ci fossero i servizi territoriali domiciliari, la possibilità di stare a casa. Di contro nelle liste d'attesa, certo, di contro nelle liste d'attesa ci sono persone che invece restano fuori pur avendo.
No, è chiaro, perché il fenomeno della scarsità crea questo elemento, cioè chi è dentro, chi è fuori aspetta. Allora, questo sta portando nei territori via via a delle situazioni di criticità. Nel Vicentino c'è stato un movimento dei responsabili di case di riposo che hanno scritto una lettera aperta al governatore Zaia per chiedere più impegnative. Nella provincia di Rovigo analoga iniziativa con coinvolgimento anche dei sindacati per dire fatevi parte attiva di questa nostra richiesta, perché di fronte a quelli che sono i numeri di queste quote dove appunto la Regione mette sul piatto una parte del costo del servizio di una casa di riposo, ecco, pare che ci sia una contrazione di queste risorse e quindi una difficoltà nel gestire poi le strutture. Allora non può essere che sia solo un meccanismo ragionieristico quello che vale in questo momento, perché questo poi lascia appunto nella solitudine le persone in carne ed ossa che si trovano con una pensione che non consente neanche di attivare una rete in proprio, quindi è a quelle persone che va corrisposto quel diritto alla salute che ha a che fare con la parte sanitaria, perché appunto nel costo di una struttura c'è una quota di costo che è sanitaria, è prestazione sanitaria. Assolutamente. Allora quel costo va quantificato e va corrisposto. La stessa Regione ammette candidamente nel suo libro bianco che in una percentuale che varia tra l'11 e il 18%, i soldi che dà non bastano a coprire quel costo sanitario. Quindi si autodenuncia rispetto alla inadeguatezza di quello che è l'impegno delle risorse pubbliche. Allora, questo io vorrei capire come riesce a essere gestito nelle strutture, garantendo comunque quel servizio che serve e quella prospettiva di crescita del bisogno, che poi possiamo spostare nel tempo alzando l'asticella di chi accede, ma prima o poi quelli si presentano. O immaginiamo una qualche soluzione, un virus Ebola che ce li porti via tutti su un colpo, o dobbiamo immaginare che arriverà un giorno in cui quelli chiederà, quelle persone, quei veneti, quei cittadini? Ma io prima era una premessa al mio intervento. Allora, in modo molto pragmatico, io vorrei il doppio del fondo, vorrei il doppio dei posti letto, vorrei tantissime cose, vorrei essere a domicilio assistito 8 ore al giorno, vorrei. Allora, oggi noi siamo di fronte alla congiuntura tra una crescita di un bisogno nella popolazione della terza età di servizi sociosanitari e una grossa difficoltà economica che sta attraversando il Paese e che non finirà l'anno prossimo piuttosto che. Allora qui le soluzioni, non c'è una soluzione, perché se ognuno di noi qui avesse la soluzione non sarebbe seduto qui. Il problema è che bisogna ricercare quali possono essere le soluzioni che più ci possono portare a contenere questo impatto, che tra l'altro oggi le stime non sono certe, perché se io vi porto i lavori fatti, un lavoro bellissimo fatto nel 1987, quando si fece l'articolo 20 e si inventò la RSA nella finanziaria dello Stato, i dati statistici che c'erano, sui quali si fece la proiezione rispetto al decennio precedente, oggi sono completamente falsi, perché il progresso della medicina fatto nell'arco del decennio successivo ha abbattuto i parametri dal 3,8% al 2,6%. Noi quindi non sappiamo per i prossimi, la crescita della medicina probabilmente porterà ancora il fenomeno di allungamento ulteriore, non so se chiuderà il gap, se saranno meno i bisogni, la fotografia è quella di oggi. Io credo che nella realtà in cui stiamo oggi affrontando il problema ci sia un dato, che è quello che probabilmente in questo momento va fatto con molta onestà, una considerazione rispetto a chi più ha, più possa contribuire, e chi meno ha, più debba essere aiutato. Oggi noi il contributo regionale è un contributo, qui si innesca il tema, ma chi ha contribuito di più, io ho contribuito di più, però è un momento di difficoltà. Oggi noi ci troviamo che abbiamo delle situazioni in cui probabilmente ci sono degli anziani che godono del famoso contributo regionale, avendo una capacità di reddito superiore, e anziani che hanno una capacità di reddito inferiore con la stessa quota di rimborso sanitario. Allora qui bisogna spostare l'asticella in una dinamica per cui chi più ha più debba contribuire. Non voglio fare l'Obama del sociale, però se la torta è quella, la divisione deve essere fatta in modo un po' diverso,
Peraltro avviene già in tantissimi altri servizi. Oggi i servizi per l'infanzia, gli asili nido funzionano esattamente così, cioè chi ha l'intervento o meno. Ma io non sto dicendo che questa è la soluzione, è uno dei temi da mettere sul tavolo sapendo che il problema c'è. Se oggi ci sono degli anziani che rinunciano al famoso diritto di essere accolti in struttura, perché le famiglie non hanno la possibilità di compartecipare alla retta aggiungendo chi 100, chi 200. Quindi questo risulta anche a voi in generale? Sì, ma è un dato oggettivo. Perché a casa comunque la famiglia si trova ad avere magari perso il posto del lavoro, per cui la pensione più l'indennità di accompagnamento ed altro, arrivi quasi ad avere uno stipendio, stanno capitando anche questi tipi di fenomeni, che ripeto vanno letti. È una società che cambia talmente velocemente, per cui non c'è, quando dicevo prima che mi ribello alle tabelle, ai numeri eccetera, perché abbiamo visto cosa hanno prodotto le tabelle, i numeri, le cose. Qui bisogna sporcarsi le mani, andare sul concreto e ragionare, perché se noi fino ad oggi, credo che il nostro mondo, quello delle strutture residenziali, sia una delle poche attività produttive di questa regione che in questi anni e anche in questi ultimi momenti di difficoltà non ha perso un posto di lavoro. Forse ne abbiamo aggiunto qualcuno, giusto? Allora, in questo momento anche questa c'è come preoccupazione, non di perdere il posto di lavoro, ma sicuramente di riuscire a conservare quelli che abbiamo, perché è un valore aggiunto sociale anche questo. A Giollo. Sì, io non sono ottimista come ho sentito da parte di altri, perché sia le telefonate, sia la vita quotidiana, il confronto con le persone ci porta ad identificare una serie di problemi che ci sono, che non serve aspettare il 2030 per vedere di fronte. No, lì sarà l'emergenza se non si fa niente. Allora, insomma, si diceva prima, le risorse oramai sono al limite, le richieste però vi sono. In tanti casi gli anziani si trovano da soli ad affrontare una situazione, ma anche quando hanno una famiglia alle spalle si trovano in una situazione di grande difficoltà, perché spesso e volentieri, ancora prima del ricovero in struttura, non trovano quei servizi territoriali di cui parlava il consigliere Bottacin. Nel senso che noi abbiamo discettato molto in questi anni, anche in Regione del Veneto, che pure ha uno dei livelli migliori in assoluto, ma abbiamo discettato molto del fatto che si dovevano tagliare i posti letto in ospedale, quindi l'intervento per l'acuzia, e però si doveva contemporaneamente sviluppare tutto il settore del territorio e quindi le risposte che c'erano nel territorio. Oggi però non è così, oggi spesso e volentieri i comuni sono in difficoltà, le ULS sono altrettanto in difficoltà, le stesse schede territoriali di cui si è parlato spesso nel nuovo piano sociosanitario regionale sono previste, mi pare, contrariamente a quelle ospedaliere, di quelle non ci sia nessuna traccia, e le persone si trovano drammaticamente da soli. Il fenomeno badanti è la risposta da questo punto di vista. Certo, in questi anni, in realtà, la pubblica amministrazione non ha saputo stare al passo delle richieste che vi erano da parte dei cittadini. E è vero, la tassazione in Italia è alta, ma come diceva Pierangelo Spano, è drammaticamente alta per chi paga e non per chi evidentemente elude, evade e via di seguito. Sappiamo che questa è una delle piaghe più grosse che abbiamo nel nostro Paese. Ma dicevo, a fronte di questo ci sono anche delle altre tassazioni che sono paradossalmente coperte, e cioè tutte quelle, io lo chiamo tassazione, ma tutti quei contributi che i singoli e le famiglie sono chiamati a pagare a fronte di una pubblica amministrazione che non risponde, che non dà il servizio, che non è in grado di darlo. E allora da questo punto di vista proviamo a pensare alcune cose. Prima cosa, diceva il consigliere Bottacin, dobbiamo mettere mano agli sprechi. Io sono perfettamente d'accordo.
Sono perfettamente d'accordo. Credo che ci sia da questo punto di vista un ritardo enorme. Ma anche qua dobbiamo capirci su quelli che sono gli sprechi. La politica dei cosiddetti tagli lineari che abbiamo visto in questi anni, anche da parte della Regione, perché anche la Regione in alcuni casi non ha saputo fare delle scelte, ma il governo centrale da questo punto di vista è bravissimo, ha alla fine portato non a una riorganizzazione e a una messa le mani sugli sprechi, ma semplicemente ad una riduzione dei servizi spesso e volentieri. 2. Permettete così, siccome ho visto anche alcune sms e alcune telefonate, io credo che sia oramai venuto il momento anche per la politica di dare alcuni esempi. Non voglio dire da questo punto di vista che quella sia la soluzione dei temi, ma evidentemente rispetto a una società che è in difficoltà, a una società che è in crisi, che non trova le risposte, forse qualche, la dico così, sacrificio in più da parte di chi può, evidentemente sarebbe un fatto assolutamente positivo. Terzo, e quindi da questo punto di vista si possono trovare delle risorse. Terzo, dicevo, proviamo a mettere mano a quelle che sono le esigenze. Allora, all'inizio si è parlato della riforma dei medici in medicina generale. Io credo sia un dato importante. Il decreto Balduzzi per noi come CGIL è tra virgolette, un'occasione mancata, perché dichiara alcune cose ma non le rende, tra virgolette, prescrittive, e quindi da questo punto di vista c'è tutto un lavoro da fare. I servizi sul territorio a oggi non ci sono. Ecco, quindi io direi di interromperci un attimo su questo, perdiamo un po' spazio alla telefonata che è in attesa da un po'. Pronto? A tutti quanti, buonasera. Buonasera. Onorevole, non so se sia onorevole consigliere, il signor Bottacin, che è il più politico di tutti i personaggi che ci sono là. È obiettivo ed è sincero ed è onesto. Io lo conosco da tanti anni e l'ho sempre visto esprimersi in questa maniera. Da dove chiama? C'è un altro signore che prima ha detto dobbiamo trovare le soluzioni. Non mi ricordo come si chiama quel signore Presidente che ha detto Volpe. Ecco, brava. E allora io la soluzione ce l'ho e chiedo di esprimerla. Posso esprimerla? Rapidamente lo dica. Ecco, io dico, guardate, ci sono gli hospital day o no? Ci sono, no? Degli hospital, perché sì. non facciamo le case di riposo a casa degli anziani? E cioè, gli infermieri vanno a fare le badanti o i badanti a casa degli anziani e si risparmia la casa di riposo. Le badanti non ce la fa l'anziano a pagare la badante, interviene lo Stato, risparmia sempre che gestire le case di riposo, risparmia sempre perché le case di riposo costano tanti di quei soldi che fanno spavento. E poi vorrei dire qualcosa sugli sprechi, ma i sprechi, signori, si fa presto a eliminarli. Basta che i municipi, le province, le regioni, i ministeri mettano una bacheca fuori dallo stabile, dal palazzo dove hanno i loro uffici e scrivano tutto il bilancio specificatamente, cioè per una rotonda 100.000 euro suddivisi con 10.000 di sabbia, 10.000 e il controllore è il popolo, il contribuente. Questa è per fermare lo spreco. E poi vogliamo sapere quanto prendono i dirigenti. Il popolo vuole sapere, ma guardi, il popolo deve controllare. Chiarissimo. Questa è la democrazia. Va bene, grazie. Tutto, buonasera. Grazie, buonasera. È che questi dati ci sono, effettivamente sono pubblici, perché adesso, non tutti, però ci sono i dati di dirigenti, quello che prendono, soltanto che sono su internet. E questo è un aspetto molto chiaro, cioè vogliamo che tutto sia mediatico, tutto sia online, quando non ci rendiamo conto che la maggioranza della popolazione in Italia
è anziana, non utilizza la rete e quando tutto si trova sulla rete. Volpe ed anche a Giollo, però rapidissime che siamo in pubblicità e dopo, anzi facciamo così perché sennò andiamo in pubblicità, poi rispondiamo alla telefonata e do la parola a entrambi così siamo più tranquilli. Pubblicità. Allora, aveva telefonato un nostro telespettatore prospettando cose molto concrete. Comunque, dottor Volpe, sì, Presidente Volpe, lei voleva fare delle osservazioni a questo riguardo, poi a Giollo e poi Ispano. Io mi rendo conto che nell'opinione comune il fatto di paragonare il costo della struttura per anziani ai servizi domiciliari venga automatico nel dibattito. Bisogna ricordarsi che in una struttura residenziale per anziani la protezione della persona è H24 e 365 giorni all'anno, quindi bisogna anche fare questo tipo di considerazione. Se noi dovessimo proteggere a casa una persona H24 col termine di paragone, ma questo è per dire che comunque, e diceva bene il consigliere Bottacin, oggi noi dobbiamo cominciare a entrare nell'ordine di idee che quello che abbiamo scritto 10 anni fa su tanti atti, tra l'altro l'abbiamo voluto noi come strutture, che nelle strutture deve andare chi non è più assistibile a domicilio, come punto anche culturalmente fermo. Ha ragione il consigliere Bottacin dire che ci sono ancora delle realtà in cui probabilmente la struttura residenziale diventa un fatto di comodità piuttosto che di necessità. Ci sono tante. Sempre meno. Io però volevo dire una cosa, che garantisco. Ci capiamo, perché si accede in struttura dopo che la SVAMA è stata fatta con un'unità di valutazione multidimensionale. Se vuole le porto. Il punteggio minimo per entrare in graduatoria è 60 punti. Uno che ha 60 punti di SVAMA, non è una persona che va a fare ginnastica. Se vuole, io le porto l'anziano pesato in unità operativa distrettuale a 86 punti e nell'unità operativa distrettuale a 56 punti, che ne ho esempi di tutti i tipi. Finisco. Questa è una distorsione, ma non può diventare la regola, no? Cioè, ma prendiamola come un caso da rimuovere. Possiamo farla cambiare come la normalità. Abbiamo che quelli che sono entrati 5 anni fa, io non ho parlato di normalità. Qua il problema non si risolve con la mannaia, ma andando a vivisezionare tutti i... Però finisco. Io voglio mettere in evidenza una cosa, e che abbiamo cercato di dire, e che per alcuni aspetti il nuovo piano sociosanitario in alcuni punti lo coglie. Noi oggi ci manca un dato banalissimo, che è la filiera geriatrica. Noi oggi l'anziano, seguite il percorso, io sono anziano, ho i primi acciacchi, ho bisogno del servizio domiciliare, interviene il mio comune. Domani mattina l'acciacco diventa un po' più importante, interviene l'assistenza domiciliare integrata, l'ULSS. Vado un po' avanti, nel percorso ho la necessità di un'assistenza semiresidenziale e vado nel centro diurno. Alla fine del ciclo arrivo ad avere la struttura residenziale. In questi 4 passaggi non c'è nessun minimo comune denominatore. Io ricevo l'anziano che ha fatto quel percorso, non ho un'informazione, non ho niente. Non so qual è stato il suo inizio, qual è stato il suo bisogno intermedio, non so niente. Noi diciamo, siamo oltre 300 strutture sul territorio, siamo quasi una ogni 2 comuni. Forse più di noi ci sono gli uffici postali, ma siamo più delle caserme dei carabinieri. Allora, proviamo ad immaginare il perché questo termine centro servizi. Voi immaginate che ci possa essere, e si potrebbe anche affrontare in termini sperimentali, però non importa, che un soggetto che ha la competenza geriatrica, perché è inequivocabile che una struttura, una casa di riposo non abbia competenza, cultura e sensibilità geriatrica, non diventi anche, non necessariamente il regista che deve rimanere in capo alle istituzioni, ma l'operatore vero. Il primo bisogno che ho io a livello geriatrico, attivo la struttura per anziani e vado e conosco l'anziano, lo seguo. Nel momento in cui ho un maggior bisogno sono sempre io soggetto. Alla fine del ciclo io ho una conoscenza di quella persona straordinaria, ma il vantaggio sapete qual è? Che l'anziano conosce me. Noi oggi riceviamo degli anziani
che sono necessariamente traumatizzati dal trasloco da casa al domicilio, che vedono una persona nuova che è diversa da quella che avevano il giorno prima in assistenza domiciliare, che è ancora diversa da quella che avevano. Ma com'è possibile aprire in questi termini quindi le strutture allora, concretamente? La filiera, ma ecco, il problema è un fatto di accettare l'idea che sull'ambito geriatrico ci sia una filiera di bisogno e di risposta al bisogno coordinata. Ma lei sa che noi non abbiamo le informazioni sanitarie, anche perché l'ospite quando entra in una struttura per anziani assume un altro medico, cioè quello che l'ha seguito per 10 anni, del punto in bianco glielo cambiamo e diventa un altro medico. No, allora la soluzione del problema, a parte l'aspetto economico-finanziario, la soluzione del problema c'è, non c'è. Io ritengo che in un processo di produzione di una risposta a un bisogno, l'idea di pensare a una filiera, uso dei termini brutti, ma voglio che la gente capisca, chi ci sta ascoltando, l'idea di avere questa filiera potrebbe essere una cosa da valutare, sperimentare, come tantissime altre. Io però mi immagino, a me hanno insegnato, quando ho cominciato a lavorare in questo mondo, la presa in carico. Noi abbiamo la presa in carico del soggetto, ogni volta lo prende in carico qualcun altro. Infatti questo è un problema, comunque anche psicologico, tra l'altro. Un attimo solo che c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sono Maurizio. Chiama da dove? Sagrofano, vicino Roma. Prego, dica. Vi volevo dire che infatti sentito il programma, io so mamma che si è rotta ad agosto il femore ed è stata al Gemelli. Il Gemelli ad esempio è una struttura buona, ora però l'hanno mandata via, pensi, dal Gemelli e deve stare in una clinica 8-10 mesi e questo non mi sembra giusto. L'hanno mandata dove, scusi, in un'altra struttura? Clinica. Sì, praticamente alla Dispoli. Certo. Finché non sta in lista d'attesa a Roma, però ci stanno 10 persone. Però questo non mi sembra una cosa giusta. Ha ragione. Certo. Certo. È una risposta sicuramente sbagliata, se le cose stanno la telefonata ci aiuta a fare una riflessione. Grazie della sua telefonata, adesso cerchiamo di rispondere. Grazie. I dati della Regione Veneto raccontano che il 50% degli ingressi nelle strutture residenziali, le case di riposo, arrivano da dimissioni ospedaliere. Questo è di Roma. Quindi, che poi ed è una situazione come quella che ci viene rappresentata. La differenza è che nel Lazio strutture residenziali per anziani non ci sono, infatti va nelle cliniche private e il deficit della Regione Lazio, diciamo che è spaventoso. Per la serie al peggio non c'è mai limite, quello può essere un esempio. Ma allora com'è possibile che le persone escano dalle strutture sanitarie, gli ospedali e non siano più nelle condizioni di stare in piedi? Vuol dire che manca un pezzetto nella struttura sanitaria. Infatti a me piace l'idea della filiera che il Presidente Volpe propone, mi sembra appunto un tema su cui si potrebbe fare un lavoro molto più utile che inseguire una qualche suggestione di far compartecipare al costo senza mettere in discussione quanto quel costo sia appropriato per il bisogno. Quindi lavorare invece su come una persona viene accompagnata nel suo bisogno implica anche prendere sul serio quella necessità della presa in carico. Il nostro sistema prevede che sia una responsabilità dei comuni, degli assistenti sociali, fare quello che è un piano individuale, e per la parte geriatrica è il medico di medicina generale. Ora, noi riceviamo segnalazioni di casi molto gravi in cui il medico di medicina generale non partecipa alle unità di valutazione multidimensionale, negando quindi quella che è una storia sulla condizione di bisogno della persona che viene valutata. Per quale ragione non lo fa? Appunto, questo magari la prossima volta invitiamo un rappresentante di questa categoria che ci racconti qual è il problema. Due cose sulla medicina. Però ecco, questo rende fragile l'inizio del percorso, che poi trova fragilità anche nei passaggi laddove succedessero, e il caso che è stato rappresentato lo possiamo prendere come un modello che purtroppo non si verifica sempre, cioè quello che dice ho un primo bisogno, arriva l'assistenza domiciliare del comune, il bisogno si aggrava, arriva l'assistenza domiciliare integrata. Ma in molti casi è quello del telespettatore da Roma che verifica più delle volte. D'accordo, ma diciamo, facciamo la scommessa, l'atto di fede di immaginare che in un mondo corretto dovrebbe succedere così. Quell'assistenza non è 24 ore, è un'ora di accesso. Mezz'ora di accesso, e questo può essere quello che serve, a patto che ci sia qualcuno. In alcuni casi un quarto d'ora. Appunto, ma
Questo richiede che ci sia qualcuno che tiene la regia di quello che succede a quella persona che sta andando in una situazione di bisogno progressivamente più acuto, che deve essere accompagnato anche nelle altre 23 ore. Ma se ne disinteressa il allora, di base? Le strutture che abbiamo oggi, le professionalità che stanno lì dentro, quindi i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali, gli assistenti sanitari, gli educatori, possono diventare una risorsa che lavora dentro e fuori quei muri della casa di riposo. Ma senza che la persona debba pagare. Appunto. Un quid in più. Questo va costruito in un'alleanza che in 20 anni di pianificazione di zona fatta tra i comuni, le ULSS, le case di riposo, il terzo settore, ancora denota dei margini di miglioramento incredibili da questo punto di vista, no? Cioè, quella filiera lì dove dovrebbe essere concepita? Non certo in questo studio televisivo, probabilmente in quei tavoli che fanno la programmazione di cosa serve un territorio e che cosa può mettere sul piatto quel territorio in termini di competenze, ma di risorse per pagare le competenze. Ecco, però chiedo a lei, a Giollo, ma secondo lei concretamente è possibile questo? Perché poi abbiamo parlato anche in altre circostanze con direttori di case di riposo, obiettavano che comunque il personale è quello che è, ha degli orari, insomma, ovviamente non può, ha già delle incombenze all'interno della struttura, qua chiedo conferma dopo anche il Presidente, e operare anche all'esterno, perché questo vuol dire anche uscire tra l'altro dalla struttura, andare al domicilio del paziente, cliente, come si vuol chiamare, è un onere anche dal punto di vista professionale, sono già tirati all'osso, secondo lei, perché rappresenta il sindacato? Io parto da una premessa, perché non vorrei essere stato frainteso o che le organizzazioni sindacali fossero state fraintese. Noi da tempo lavoriamo perché l'anziano rimanga il più possibile nella propria casa. Le cosiddette case di riposo, centri di servizi e via di seguito sono, a nostro avviso, l'ultimo domicilio, la dico così, cioè quando l'anziano è già in una condizione di non poter più rimanere presso la propria abitazione. Quello che veniva citato prima come la filiera è assolutamente indispensabile e non c'è una resistenza da questo punto di vista da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Si tratta casomai di mettere assieme e di ampliare le risposte che oggi ci sono. Veniva detto prima, il comune dà l'assistenza domiciliare. Anche qua ci sarebbe tutto il grande tema della consorziazione tra comuni, del fatto che abbiamo troppi comuni piccoli che non sono in grado di dare risposte. O quello grande lo dà in modo abbastanza sì, poi arriviamo su quello grande, visto che ho anche qualche esperienza diretta in questo periodo. L'ULSS dà un altro tipo di risposta, le case di riposo danno un altro tipo di risposta. E allora si torna al discorso del Presidente, e qua siamo in più di qualche caso, su uno scordinamento. Allora, provare a mettere assieme. A Venezia, per esempio, abbiamo provato a fare in questi anni un ragionamento che diceva: perché non mettiamo assieme la risorsa comune, la risorsa case di riposo, vi sono più case di riposo nel solo comune di Venezia, e proviamo a ragionare di tutta la filiera che va dall'assistenza domiciliare fino al ricovero in struttura. Non facciamo in modo che gli operatori che oggi sono divisi possano operare sotto un'unica realtà, chi dentro la struttura, chi nel territorio, a casa e via di seguito. Purtroppo per 1700 ragioni non siamo riusciti a farne nulla. Non siamo nemmeno riusciti a ragionare in maniera seria sulla unificazione delle diverse case di riposo. Immaginiamo quindi le difficoltà del cittadino che si trova in una situazione di problemi, come fa, chi si rivolge? E sto parlando di un comune che certamente non è tra gli ultimi, è uno di quelli che investe di più in questi campi. Quindi da questo punto di vista c'è tutto un ragionamento da questo punto da fare. L'altra questione vera, e sono d'accordo con l'accenno di cui parlava il consigliere Bottaccin, è il ruolo centrale dei medici di medicina generale su questa questione, perché è evidente, insomma, che l'anziano ha un proprio medico di medicina generale che dovrebbe
seguirlo mano a mano, da quando ha i primi acciacchi fino a quando ha situazioni un po' più pesanti, fino a quando magari ha il ricovero ospedaliero, fino a quando non ha un ricovero diverso, chiaramente in collaborazione. Da questo punto di vista a me interesserebbe molto una discussione, come diceva prima Spano, anche con chi rappresenta questo ruolo fondamentale nella sanità, perché possiamo dirla come vogliamo, ma il medico di medicina regionale è un referente sul territorio fondamentale. Che però si va un po' a tirare indietro sotto diversi aspetti. Torniamo su questo discorso, passo la parola, poi la passo sicuramente, che siamo in pubblicità, e anche al consigliere. Un attimo solo pubblicità, poi torniamo insieme. Ecco, siamo ritornati qui in studio. Ecco, per ritornare anche sul tema e capire il bisogno degli anziani sul territorio, prima di dare la parola ai nostri ospiti, vediamo l'intervista a Rita Turati, segretario regionale dello CGIL del Veneto. Vediamo insieme il contributo. Il bisogno da parte degli anziani di avere servizi di qualità e differenziati sul territorio, quindi non solo case di riposo, perché noi usiamo il tema delle case di riposo per parlare del lavoro di assistenza e di cura sugli anziani, ovviamente, è in continuo aumento perché aumenta la popolazione anziana, a fronte del fatto che purtroppo sia per effetto dei tagli a livello nazionale che con Berlusconi prima e adesso con Monti continuano, sia sul fronte sanitario che su quello dei servizi sociali, dei fondi sociali, ma anche, diciamo, e quindi abbiamo meno disponibilità di finanziamento, diciamo, da mettere a disposizione per i servizi sociali, ma c'è anche un problema molto forte da parte dei comuni, mettiamola in questo modo, delle istituzioni territoriali, di provare a mettersi assieme per, come dire, inventarsi anche un nuovo modo per fare sistema e dare risposte. E c'è un campanello d'allarme che noi raccogliamo, perché in questi convegni che stiamo facendo non vogliamo parlarci addosso, ma parliamo con i dirigenti, se è possibile con la Regione come oggi, ma anche con i dirigenti locali di case di riposo e dei servizi socioassistenziali delle ULSS. Un campanello d'allarme molto forte, perché il rischio è che il sistema salti, mancano i soldi, il bisogno aumenta, non fanno rete fra i servizi e questo rischia davvero di far saltare l'intero sistema dei servizi, e questo è un problema molto grosso, ed è per questo che noi chiediamo alla Regione di farsi interprete di questa necessità che viene dai dirigenti, dall'utenza, dalle organizzazioni sindacali, aprire un tavolo, metterci a confrontarci, ognuno con le proprie istanze, e vedere se è possibile riuscire a salvarlo questo sistema, che è molto importante non solo per il Veneto ma per l'Italia intera. Eccoci qua, Volpe. Faceva Bottacin prima. Sì, Bottacin, infatti stavo... No, abbiamo detto molte cose interessanti. Allora, per affrontare bisogna cercare di avere uno sguardo lungo, pensare di costruire, anche con sistemi che differenzino a seconda del reddito, un bagaglio, perché almeno quelli che cominciano adesso, quando avranno, cominciano a lavorare adesso, quando avranno il problema, anche differenziando sul reddito, è fondamentale. Serve tagliare ogni spreco, ma qua bisogna intendersi chiaramente, cioè noi abbiamo oggi il Veneto diviso in 21 USL, abbiamo USL che per dare il servizio sanitario spendono 1.500 euro pro capite all'anno per ognuno degli abitanti di quell'USL, e USL sostanzialmente identiche come conformazione geologica, non parliamo di laguna, di montagna, sostanzialmente identiche, che arrivano a spendere 2.200-2.300 euro pro capite all'anno per fare le stesse cose. Allora questo vuol dire ospedali che vanno chiusi e accorpati, vuol dire persone, perché questo vuol dire anche che abbiamo USL che per fare le stesse cose usano una quantità di personale molto diversa. Abbiamo anche questo, cioè bisogna essere chiari, cioè vuol dire che la riorganizzazione deve affrontare delle cose anche antipatiche, come chiudere degli ospedali, come utilizzare in maniera molto diversa livelli di personale come quelli che ci sono. Bisogna dirselo, poi bisogna ridurre i costi della politica, sicuramente, in parte è stato fatto, bisogna farlo di più, sicuramente. Bisogna... Consigliere Bottacin, posso però chiedere perché in alcune parti del territorio veneto questa cosa è già stata
fatta e in altre parti no? È perché c'è una programmazione totalmente assente. Posso avere un retropensiero che se le schede ospedaliere non escono e anche perché io sono di opposizione, sono d'accordo, cioè, non vorrei farla parte anche di chi è in maggioranza della regione. Sono d'accordo, ha fatto bene a precisarlo, ci sono ragioni politiche che tendono a mantenere alcune situazioni di ingiustificato sovrabbondanza di strutture, di non riorganizzazione, perché poi non è neanche... Poi c'è un altro problema, abbiamo capito, serio, e cioè che la famiglia di adesso non è più in grado di dare delle risposte di assistenza e cura alle persone, bambini e anziani, perché che hanno in una famiglia, quelli che hanno bisogno di assistenza e cura sono, per carità temporaneamente chi sta male, ma sono bambini e anziani, mediamente, e abbiamo delle famiglie che non sono più in grado di affrontare come una volta, perché la gente si sente sola, ha ragione Volpe quando dice che ci sono anche problemi proprio culturali, di solitudine, ma c'è anche un problema sociale enorme, cioè la demografia ci dice che una volta la famiglia mediamente aveva 4-5 persone e se viveva meno, per cui era più... Adesso le famiglie, i demografi dicono, sono lunghe e strette, cioè pochi bimbi. Gli anziani invece, per fortuna, molti di più, cioè perché vivono di più. Uno comincia ad avere i figli normalmente a 35-40 anni, a 45 anni si trova ad avere 2, 3, 4, perché insomma una coppia può avere anche 4 genitori magari non autosufficienti e magari anche 3 bambini o 2, auspicabilmente 3 da star dietro, cioè non c'è nessuna famiglia che regge... Se non si separa. Che regge, se non si separa, nessuna famiglia che regge un carico. Drammaticamente i figli generalmente sono uno solo, anche perché appunto, non si è fatto anche su questo alcune scelte dovrebbero essere 2 o 3, perché se vogliamo avere un po' di... Allora, se io dico, le condizioni abbiamo bisogno di affrontare, come hanno fatto anche qua, non bisogna inventare le cose, bisogna vedere come hanno fatto in giro per il mondo. Hanno dato sgravi potentissimi al lavoro di assistenza e cura. Cioè, ecco, facendolo emergere, bisogna dare una mano a queste famiglie ad arrangiarsi in qualche modo. Cioè, non c'è dubbio che la risposta più corretta è che stiano a casa, che siano a casa. Sì, però non incentivare le persone a stare a casa ad accudire ai propri familiari, perché dopo questi perdono contributi. Questo è un lavoro, quello di assistenza e cura negli altri posti del mondo. Ma si esce dal mercato del lavoro? No, non è vero che si esce, è un lavoro che va retribuito, cioè io per avere chiamiamola l'assistente che si occupa della cura del mio congiunto anziano, quando io sono via o non posso, è un lavoro che deve emergere, perché oggi è un lavoro nero nell'80% dei casi. C'è anche questo, è un lavoro nero che può invece emergere e diventare opportunità di occupazione se viene regolarizzato, potenziando quello che ha fatto in misura microbica la Regione Veneto e poche altre, perché bisogna anche dire che le altre regioni hanno fatto molto meno, potenziando questo che è un lavoro, cioè prendersi cura delle persone anche a domicilio è un lavoro, va retribuito, deve emergere, non è più possibile che sia fatto dalle badanti in nero come è stato fatto fino ad oggi, eccetera, eccetera. Anche questa è un'opportunità. Un attimo solo che c'è una telefonata, sentiamo anche il telespettatore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, dove chiama? La chiamo da Padova e mi chiamo Lucia. Prego. Io ho un'esperienza diretta attualmente con mio papà ancora vivente di 90 anni in casa di riposo, in struttura, messo in struttura appunto perché non più gestibile a casa, abbiamo avuto anche badanti eccetera, perché fino a 2 anni fa c'era anche mia mamma, erano totalmente invalidi al 100% ambedue, mia mamma è deceduta e dopo un anno mio padre l'abbiamo messo in struttura. Una struttura anche diciamo nuova, perché è stata fatta da pochi anni a Padova, dovrebbe funzionare bene, dovrebbe esserci insomma, paghiamo 1.700 euro al mese col profilo di mio padre, la roba la laviamo noi, tante cose le facciamo noi, ecco, però noi in struttura non abbiamo la risposta che cerchiamo. L'aspetto sanitario va bene perché ci lavora il medico di famiglia di mio padre, per cui è seguito da lui da tantissimi anni. Però come assistenza, come pulizie, io tutti i giorni quando vado là litigo con qualcuno,
perché ci sono gravi mancanze igieniche, carenza di personale bravo e personale meno bravo. Quando cerchiamo di parlare con il direttore, questo è il fantasma, perché non si riesce mai a trovarlo, sempre molto impegnato, e io so che la Regione Veneto spende mediamente 40 milioni di euro all'anno che danno a pioggia a queste strutture per anziani. Non parlo solo di quella di mio papà, perché poi ho parlato con altre persone che conosco e anche di altre case di riposo, la situazione è più o meno quella. Io chiedo che questi soldi, va bene risparmiare, va bene spendere in maniera oculata, ma devono essere tradotti in un servizio, perché se non c'è un'autorità preposta, Guardia di Finanza, NAS, Spisal, tutte le autorità, anche l'Ispettorato del Lavoro che vada a controllare se hanno effettivamente il personale che serve per questi anziani, perché io ho trovato un pomeriggio nel reparto dove c'è mio padre 48 persone totalmente disabili con 2 persone che dovevano accudirli tutti e non ce la potevano fare perché non è neanche sotto i livelli standard minimi europei. Loro hanno il livello minimo di personale, ma è fisiologico che tutti i giorni manca il 5% del personale in qualsiasi posto di lavoro. Non si può avere il minimo e dare ancora meno a chi paga. Certo. Quindi cominciamo a vedere di spendere bene i soldi che già spendiamo, controllando, e mi rivolgo a tutte le autorità che stanno ascoltandomi. Ecco, perché io litigo continuamente là dentro, perché è una cosa indecente. 1.700 euro al mese di tasca nostra e altri 600-700 di tasca di tutti i contribuenti. E questo vale per ogni anziano che è ricoverato in struttura privata. Grazie signora del suo contributo, grazie della telefonata. Giolo, da dire qualcosa, poi Presidente Volpe. Sì, a me questa telefonata faceva venire in mente 2 questioni. Non so evidentemente la struttura, perché la signora non l'ha citata, quale essa sia. C'è però da questo punto di vista anche un tema che non abbiamo affrontato, e cioè che anche gli standard dal punto di vista del personale sono datati. Nel senso che le case di riposo... Standard teorici. Sì, standard teorici. Le case di riposo in questi anni sono profondamente mutate. Negli ultimi 20 anni hanno un tipo di utenti, proprio per le cose che abbiamo detto prima, completamente diversi. Gli standard teorici sono rimasti esattamente quelli che erano 20 anni fa. Quando vi entravano persone che non avevano i problemi di cui sta parlando la signora. Gli standard reali sono diversi. Un attimo, allora, da questo punto di vista, non è vero che sempre gli standard reali sono diversi, nel senso che ci sono case di riposo che hanno trovato, centri residenziali per anziani, che hanno trovato delle soluzioni, arrampicandosi un po', ma trovando delle soluzioni positive, ed altre in cui invece queste soluzioni non sono state trovate. Questa questione dei carichi di lavoro è un'altra delle questioni vere su cui la nostra regione, che è vero, cioè voglio dire, io non metto in paragone il Veneto con altre realtà, sappiamo bene la differenza sul piano dei servizi tra la nostra realtà e... Dopodiché quello che diciamo noi è che altri passi vanno fatti e che potrebbero essere fatti e anche rapidamente. Tra questi dicevo appunto gli standard del personale, perché molte persone non ce la fanno più, molte persone arrivano a un certo punto in cui oggettivamente anche le assenze sono dovute proprio alle condizioni materiali che li portano ad avere anche patologie gravi, e di questo raramente si parla, e questa è un'altra questione. L'altra, scusate, è relativamente al numero delle strutture. Anche qua io vorrei dire, non ce la caviamo con quello che sta avvenendo nel nostro territorio, e cioè non si aumentano le impegnative di residenzialità perché i soldi sono quelli che sono, però contemporaneamente si autorizza la costruzione di sempre nuove strutture, rischiando di fare 2 cose. Uno, di predicare
il mantenimento presso l'abitazione e in realtà costruisco nuove strutture che fanno un'altra operazione. 2. Non risolvo i problemi economici delle famiglie, perché non aumentando le impegnative di residenzialità in realtà scarico ancora di più sulle famiglie che vogliono usufruire di queste, e metto in crisi anche quelle che già ci sono. Ultimo, lei, dottor Volpe, prima parlava di 300 istituti in Veneto. Ho detto prima, probabilmente c'è un problema grande di consorziazione tra i comuni. Faccio un'altra domanda, non c'è forse anche un problema di messa in rete delle stesse strutture? A me risulta che in alcune zone di questo Veneto ci siano strutture probabilmente troppo piccole rispetto a quelle che sarebbero le necessità. Probabilmente il fatto di mettere in rete potrebbe aiutare a dare risposte maggiori. Questo è emerso anche nel corso dei convegni sul territorio, in alcune località. Prego. Siamo nel tema delle case di riposo, permettetemi che mi scateno. La prima risposta alla signora: questo tipo di intervento è un intervento tipico che avviene sistematicamente all'interno degli istituti nella lettura di un bisogno rispetto a un fatto egoistico, il mio per primo, i numeri eccetera. Volevo rassicurare la signora sul fatto che noi siamo vivisezionati da almeno 10 soggetti controllori, quindi rassicurare la signora che chiunque opera è vivisezionato, ho detto vivisezionato, perché avviene questo. Noi siamo vivisezionati la mattina e la sera da organi di controllo, che non sto qui ad elencare perché diventerebbe anche un po' poco gradevole. La seconda cosa, fortunatamente l'intervento sugli anziani a livello residenziale della Regione non è di 40 milioni di euro, ma di 460. Volevo anche rassicurare la signora sul fatto che noi, ogni struttura, rendiconta annualmente alla Regione quanti minuti di assistenza sono stati erogati all'interno della struttura. Non sto parlando di teste, sto parlando di minuti. Peraltro, quando si fa riferimento allo standard, noi oggi operiamo con uno standard teorico. In realtà, fortunatamente, a fronte di uno standard teorico che mediamente è uno standard che, adesso do un numero perché la gente si renda conto, sviluppa 90 minuti medi di assistenza diretta e indiretta nell'arco della giornata a singolo ospite, che è il famoso parametro 1 ogni 2,5, eccetera. In realtà le strutture noi oggi stiamo viaggiando sui 100, 125, appunto anche 130 minuti reali. Cioè vuol dire, se noi andiamo in regione a prendere le schede di ogni singola struttura e rendi conto, vediamo che lo standard è teorico, perché lo standard reale è di 2. Non a caso sono aumentate le rette, la componente alberghiera, no? C'è un dato oggettivo, perché nella componente alberghiera scarichiamo quella parte di costo del lavoro che non è coperta all'impegnativa. Ma io non vengo qui a dire chiaro, no, ma lì si sanno, sono scritte, cioè, però la coperta è corta, ma la coperta è corta, per cui quella è la risorsa, quindi o la distribuisci in modo diverso. Da un lato c'è una coperta corta, dall'altro ci sono le case di riposo che fanno queste scelte, e dall'altro ci sono gli standard che però sono rimasti teorici. Sì, no, nel senso però che proprio per affrontare il tema però, fortunatamente, a non modificarli. Ma pensate che c'è anche una pubblicazione fatta dalla Regione Veneto, della Franco Angeli, in cui sono stati misurati i minuti di assistenza su 2200 anziani, per cui è un dato scritto e anche pubblicato. Non nascondiamo che è tutto ufficiale. Però è giusto rassicurare le persone e dire guardate che lo standard teorico è superato. Io volevo però dire due cose sul tema di prima. Quando prima si diceva di quei direttori che qui hanno detto, io mi permetto di dire a quei direttori, e riportateglielo pure, che secondo me sono delle persone che hanno proprio una veduta stretta e probabilmente fanno male al sistema. Se io immagino l'idea della filiera, io sono dell'opinione che noi avremmo un livello di produttività del personale straordinario, molto migliore, ma voi vi pensate che una ragazza entra da noi a 25 anni, la sua prospettiva di carriera, per fare 40 anni all'interno di una struttura per anziani? Dategli la possibilità a questa persona che attraverso una regia possa articolare il suo profilo lavorativo e la sua professione in servizi articolati, dal domiciliare al centro diurno, all'assistenza integrata, ritorno in struttura, dopo ritorno all'altra parte, rispetto alle malattie in alcune situazioni di debolezza ed altro. Ma tornando alla filiera, voi immaginate che un anziano in questo percorso abbia un percorso acuto intermedio, che nel momento in cui ha bisogno di... Se il regista è il centro di servizi con la sua equipe,
porti l'anziano in struttura per 10 giorni, certo, fai l'attività riabilitativa, eccetera, te che eviti impatti. Ma questo è possibile, realisticamente allora, è possibile? Io ritengo che questo questo sia possibile, non perché qualcuno pensa di farlo, ma il legislatore, perché questo è il compito del legislatore, lo deve imporre come sistema organizzativo, punto e a capo. E rispetto ai medici, con grande rispetto dei medici di base, quando mio figlio era ammalato lo portavo mica dal ortopedico, lo portavo dal pediatra. Qualcuno mi deve spiegare perché nell'ambito geriatrico gli anziani, per cui c'è una scienza esatta che è la geriatria, non li cura i geriatri. Questa è una roba che mi viene stranissima. Perché io in casa di riposo oggi devo avere medici di base che curano degli anziani e non avere? Allora, io resto di un'opinione. In questa ipotesi di filiera, voi immaginate una geriatria territoriale, ovvero... Anche il geriatra di famiglia adesso. No, geriatra territoriale. Avevo il pediatra che Sase è una roba che non sono noi altri in Italia. Però è una scienza errata, dico, indubbiamente. Allora, la geriatria territoriale non è una scoperta che si fa, che si può fare o d'altro, però avere un qualcuno che si occupi con metodi scientifici appropriati poi può essere il medico di base associata, che ci sia almeno un geriatra. Certo, che ci sia la regia di uno che ha questo tipo di competenze. Cioè, io ritengo che oggi, per uscire anche dall'aspetto burocratico, voi avete idea della persona, della signora di 80 anni che oggi per un motivo o altro il coniuge diventa invalido e ha bisogno e deve attivare tutte le procedure. Ma voi ve le immaginate? Allora, nella filiera noi dobbiamo togliere queste cose all'anziano. No, ma l'attivazione delle procedure micidiali. Pensare noi, assolutamente. Ci dobbiamo pensare, perché ci dobbiamo pensare noi. Ma guardate che... No, ma io la interrompo un attimo, siamo in pubblicità. Questo va fatto, ma se lei occorre una legge, bisogna che a questo punto volevo dire una ne esca cosa qualche su questo cosa. proprio, Assolutamente. medici di base e responsabilizzazione. Le passo la parola subito della dopo la pubblicità, sicuro. Un attimo solo pubblicità. Eccoci qua. Allora, prima di passare la parola a Bottacin, consigliere, voglio avere conferma che della regia si era telefonata in attesa, che mi segnalavano prima. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Pordenone, un paesino, insomma. Sì, prego. Volevo dirle ai signori, no? Io, mia madre, sono 9 anni che ce l'ho inferma, a letto, a 101 anno il 28 novembre. Complimenti. Sì, però 9 anni fa le è venuto un aneurisma cerebrale, vero? In coma, ritornata fuori dal coma, parlandomi dopo e via. Guardi, io non ci ho mai pensato di metterla in casa di riposo, perché una volta sono andata proprio in una casa di riposo e vedendo così quelle povere che sono dentro mi fanno veramente tenerezza. Ecco, volevo dirle solo così, che un domani, non so io come mi mettono, e quello è fatto, per 4 risparmi che abbiamo messo via, che cosa succederà, insomma, ce li mangiano tutti il governo, insomma. Cioè, lei ha una badante che l'aiuta? No, io ho mia figlia che va a lavorare e via, non è sposata. Però me la guardo io, ecco, la maggior parte. Me la guardo io proprio. Quanti anni ha lei, signora? Io ne ho 70 i prossimi mesi. Complimenti anche a lei, bravissima. Sì, mia madre è vedova di guerra, del 43 sono, ecco. Certo. E non ho mai pensato proprio di mandarla in casa di riposo e così. Adesso con la legge che è venuta fuori io sono... come si dice, ho dovuto andare, aspetti che le dico adesso, amministratrice di sostegno, vero? Sì. Ecco. Giusto. Devo per fare il libretto in posta, insomma. Ho capito. Sono venuti a vederla e compagnia bella e ho detto, io mia madre le ho sempre dato da mangiare, va bene che avevo anche i suoi soldi, però li ho messi via. Adesso vi presento il libretto. È inutile che io venga a dirvi, prendo il vasetto di carne, far tutti i conteggi.
Certo, e allora ho lasciato lì e adesso vedremo in febbraio quello che mi dicono, se è ancora mia madre è qui, insomma, ecco. Certo. E un domani, magari, quando faccio che mia madre non è più, mi li mangerà il governo, ho detto. Grazie signora della sua telefonata. Grazie a loro e buonasera e complimenti della trasmissione. Grazie signora, arrivederci, buonanotte. Consigliere. Sì, l'esempio della signora anche lì, una signora di 70 anni. L'esempio della signora, anche la simpatia e tutto sommato l'ottimismo umano che trasmetteva questa telefonata, cioè dice io voglio guardo a quello che ho fatto, alla scelta che ho fatto con mia madre, sì, perché anch'io vorrei avere... Esatto, ma giustamente la madre della signora, fortunata ad essere così anziana, ma ad avere una figlia che, di 70 anni che l'accudisce, ma allora, lei volevo dire, dice... come possiamo dare una mano a questo, perché questo è il problema, cioè dare una mano a questo atteggiamento che al di là dei molti casi specifici, eccetera, ma è comunque l'atteggiamento prevalente nelle nostre famiglie, nella nostra società, insomma, ecco qui nel nostro Veneto. E allora, abbiamo detto alcune cose prima, io ne aggiungo altre, cose da fare, da cambiare, da migliorare, ed è il rapporto col territorio. Che vuol dire? Medici di medicina generale non possono più lavorare come lavorano adesso, il principio della riforma Balduzzi è giusto ma va rafforzato. Devono lavorare in gruppo, in ogni gruppo deve esserci almeno un geriatra, devono avere aperto il servizio almeno le 12 ore diurne, devono essere reperibili il sabato e la domenica, devono diventare un servizio territoriale e lo devono fare anche uscendo da un atteggiamento spesso molto rigido dal punto di vista contrattuale, sindacale e contrattuale, che li vede protetti da un contratto che viene fatto a livello nazionale e poi però costretti a trovare le regole di funzionamento, siccome la sanità è stata trasferita a livello regionale, nella contrattazione regionale. Non funziona, insomma, perché le cose funzionino devono avvenire tutte allo stesso livello. Però, al di là di questo, i medici di medicina generale devono farsi carico, i medici di famiglia per capirci, devono farsi carico, accettando anche una forte innovazione, di accompagnare le persone le persone che hanno in carico sempre, anche quando hanno problemi seri, anche quando sono all'ospedale, anche quando sono in una struttura diurna, anche quando sono ricoverati nella casa di riposo. L'altra cosa che va fatta, secondo me, siccome bisogna far sì che le case di riposo diventino centri di servizi, capaci di svolgere i servizi agli anziani e alla persona in tutto il territorio, perché ci sarà sempre più bisogno di lavoro, di assistenza e cura, per le ragioni che abbiamo detto. Siccome i centri di servizi devono diventare questo, non la casa di riposo dentro dove l'anziano, la signora si chiede dove vado a finire, deve diventare uno strumento di servizio a tutto il territorio. Allora deve diventare anche diversa la politica regionale, è l'ultima cosa che dico. Oggi noi abbiamo pretesa della regione di stabilire le quote uguali sanitarie uguali per tutto e di distribuirle anche direttamente. Non esiste. Ogni territorio, ogni USL, cioè i sindaci, devono essere obbligati ad accorparsi nella gestione dei servizi. Non esiste che servizi di questo tipo possano essere gestiti ognuno per conto proprio, ma nello stesso tempo devono avere anche il potere e la responsabilità di decidere sul fondo unico per un'autosufficienza. Io non vedrei male che ogni conferenza dei sindaci, a seconda delle scelte che hanno fatto di maggiore o minore domiciliarietà, di maggiore o minor investimenti sulle case di riposo, possano decidere anche di avere quote differenziate, cioè di decidere io voglio fare più assegni di assistenza, di residenzialità, più impegnative di residenzialità di valore più basso, oppure farne meno di valore più alto, perché
non posso concedere ai sindaci di amministrare veramente come vogliono, come ritengono più giusto per il proprio territorio, il fondo per la non autosufficienza, perché non è vero che tutti i territori sono uguali. Tanto più se non c'è una quota perché aggiuntiva. non è vero che la montagna è uguale alla pianura, perché non è vero che la città densa è uguale per portare alcuni servizi, per avere... Allora, io credo che la Regione debba fare quello che tra l'altro dovrebbe fare la Regione, dare i compiti, le regole. Ha fatto un passo importante dicendo che il titolare dell'impegnativa è l'utente, non è la casa di riposo. Infatti noi non il prendiamo titolare, contributi. cioè il contributo, anche se può servire solo a pagare una casa di riposo, ma è dell'utente, non è come avveniva fino a pochi anni fa della casa di riposo. La Regione serve a fare queste regole, poi il resto, la gestione, deve essere fatta dalle conferenze dei sindaci associate a livello territoriale. Con le parti sociali. Sì, Volpe, voglio sentire Spano. Sì, allora c'è anche un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è quello che c'è sempre questa idea della demonizzazione delle strutture per anziani. Perché non in studio, gli interventi, le cose che si leggono. C'è paura, c'è diffidenza. Perché comunque noi siamo una realtà che deve Ma forse devono essere svecchiate anche queste, Ma ma al di là di svecchiate, il fatto è che tu entri in una struttura per anziani, vedi la concentrazione della non autosufficienza, la vedi tutta lì, la vedi concentrata, la vedi esplosa in tutte le sue massime difficoltà. L'impatto, io che ci vivo tutti i giorni, vi garantisco che capisco determinate, quindi noi dobbiamo comunque anche noi accettare di mettersi in discussione. Però vi do un dato, la misurazione della qualità non può essere un dato soggettivo, è un dato oggettivo. Allora, io certamente sono uno che censura la struttura dove alle 11:30 del mattino gli anziani mangiano, alle 5:30 del pomeriggio gli anziani mangiano. E qui deve intervenire la regola rigida del legislatore, perché mangiare alle 5:30 in una struttura per anziani vuol dire il giorno di Ferragosto alle 6:30 essere a letto. Quando magari uno in età normale esce di casa e si va a letto. È tutta una serie di dati, di indicatori che oggi saremo maturi per misurare la qualità. Però c'è un dato oggettivo che è inequivocabile, che oggi la qualità di sanità che si fa all'interno delle nostre strutture è a un livello eccellente. La media regionale dei ricoveri per ogni anziano, la media del ricovero ospedaliero di un anziano ospite in una casa di riposo è di 38 ore all'anno. Vuol dire che, e stiamo parlando di anziani gravi, gravissimi, quindi cosa è successo? È la dimostrazione dell'evoluzione che c'è stata all'interno, c'è stata forte sanitarizzazione a cui abbiamo saputo rispondere, abbiamo oggi degli operatori, infermieri e operatori sicuramente preparati, che però vivono anche queste difficoltà. La signora che è intervenuta prima, cosa pensate? Con i 2 ragazzi che hanno in reparto, con i 48 ospiti, sia stata leggera? E i ragazzi con cui io parlo ogni giorno, lo sapete perché vanno via dalle nostre strutture? Per questo tipo di pressione. Perché vanno via gli infermieri? Perché 23 ore e 57 minuti al giorno devono rispondere sanitariamente dell'ospite, perché il medico per un anziano non autosufficiente da noi ha 3 minuti al giorno di accesso per questa tipologia. Perché vengono via? Perché si sentono che hanno delle... Allora, se noi mettiamo sul tavolo tutti i problemi che vengono dall'interno e dall'esterno, dalla società ad altro, e si pongono tutti su uno stesso tavolo, quindi lavoratori, pensionati, attivi, utenti, famiglia, cultura, forse in quel momento non troviamo la soluzione del problema, ma probabilmente possiamo incasellare tutta una serie di piccole soluzioni che vanno a alleviare questo che è un bisogno assolutamente attuale, però bisogna avere la modestia di sedersi al tavolo e non l'arroganza di pretendere che ognuno di noi è il verbo. Assolutamente. Nessuno è il verbo. Allora, abbiamo l'ultima pubblicità e poi, siccome siamo in chiusura, vorrei fare un po' l'ultimo giro però con Spano che mi tira un po' le fila e le conclusioni di quello che ne potrebbe emergere. Pochissimi minuti di pubblicità.
Eccoci qua, siamo ritornati. Allora, abbiamo una telefonata, l'ultima, perché ci scusiamo i telespettatori, ma non abbiamo più il tempo a disposizione in attesa. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera. Da dove chiama? Da provincia di Venezia, mi chiamo Giovanni. Prego. Abbassi cortesemente il volume, così... Sì. Ecco, grazie. Allora, due cose che mi premevano, che vi stavo ascoltando di questo dibattito che mi sta molto a cuore. La prima cosa, io mi sto battendo perché ho un familiare in casa di riposo da 14 anni. Non vi dico la prima struttura perché pagavamo soldi ma servizi zero, sotto zero. Adesso un'altra struttura che differenzia di giorno e notte e la mamma sta benissimo, diciamo, no? Come servizio, come tutto. La prima cosa che raccomando alla famiglia, io lo dico sempre quando abbiamo gli incontri in casa di riposo, qui sono il presidente degli ospiti, raccomando alle famiglie che ci fossero i medici di base che riuscissero a aiutare i familiari che hanno questi ammalati in casa, perché non è facile gestirli chi non conosce le malattie. Nel mio caso era una forma molto grave di Alzheimer, che purtroppo l'abbiamo capito dopo il medico, anche se tardi, ma ci ha informato dove andavamo a sbattere e ci aveva consigliato appunto una struttura per metterla via. Però i momenti che abbiamo passato io e mia moglie non li auguro a nessuno. Chiuso questo discorso, che io cerco sempre di parlare con la gente, certo, che sono problemi veramente grandi, perché io sono del parere che i problemi bisogna viverli per capirli, perché ascoltare va benissimo, vanno dentro di qua e vanno fuori dall'altra parte, però chi li vive veramente capisce il dramma delle famiglie. Assolutamente vero. Ecco, chiuso questo discorso, voi mi direte, ma queste persone, io ho sentito il signor Volpe, il signor Bottacin e l'assessore che dicevano giustamente ci vuole questa collaborazione fra le strutture, diciamo, no? Allora io dico che è vero questo qua. Difatti, per esempio, come personale in casa di riposo, io il nostro direttore, il personale che per esempio ha il servizio nel reparto Alzheimer, dove ci sono quelli più gravi, ci stanno un periodo, poi vengono spostati al secondo piano e c'è una forma molto più leggera, a volte anche al primo che è una forma più leggera ancora. Quindi di conseguenza, perché anche loro stando a contatto con questi ammalati gravi, diciamo che non è il top, diciamo, per tanti anni, giusto? Ecco, e quindi è una cosa che io sorveglio, guardo i servizi e tutto quanto. Una cosa che mi preme, perché purtroppo da 14 anni che ho questo familiare via, sono andati via 200.000 euro. Allora, 200.000 euro per una famiglia, che sono un pensionato io e anche mia moglie adesso, mamma mia, è una tragedia. Ma le lo dico col cuore a lei e ai suoi ospiti. Allora, quello che io dico, mi sto battendo sul sociale per questo, perché ho due sentenze qui a casa del Consiglio di Stato e una dal TAR. Mi sembra che in Veneto ci sia stata la prima sentenza l'anno scorso in cui avevano dato ragione ai familiari che non devono pagare. Sì. Allora esatto. Io dico, ma è possibile che un cittadino che si ammala ha contribuito per una vita al paese, alla nazione, alla regione, a tutto, nel momento in cui si ammala deve pagare ancora, e se non è in grado lui deve pagare i familiari. Disgraziatamente mia moglie è figlia unica, quindi cade anche sulle mie spalle, con una pensione minima che ha mia moglie. Io dico, ma non si, ecco perché dico che bisogna vivere le situazioni, allora non si potrebbe capire. Ma questa gente qua che sta a comandare devono capire queste cose qua. Ma siccome che io so che per legge i signori lì gentilmente se mi danno una risposta, l'ho fatto a diversi parlamentari, perché ho fatto tantissimi incontri, poi la risposta giusta non l'ho mai avuta onestamente. Io dico, ma è possibile che queste persone qua, giustamente deve essere lo Stato, la Regione, il Comune, che va in comune, giustamente il Comune dice, ma soldi non ne abbiamo, adesso, ma 10 anni fa è la stessa cosa? Chiaro, non è stato chiarissimo, guardi, la ringrazio moltissimo della sua telefonata, perché poi ha portato l'accento su quello su cui si voleva, cioè sostanzialmente entrare nelle case di riposo non è che uno lo fa volentieri, vorrebbe stare a casa, diventa un problema sostanzialmente sanitario, grosso modo sanitario, altrimenti ci sono altre situazioni. Certo che, come dice il nostro telespettatore, 200.000 euro in 14 anni, oppure la signora 1.700 euro al mese, sono cifre da paura. Quando uno comunque ha versato i contributi in queste case di riposo ci va, perché l'ospedale adesso non ti dà più lungodegenza, non dà altre strutture, quindi questa è la situazione. Spano per tirare un po' le conclusioni, perché siamo andati troppo tardi. No, direi che appunto il dibattito è stato interessante, ricco di stimoli, e ci aiuta a dire una cosa che è, credo, nel cuore di tutti noi.
Presidente, siamo con i microfoni accesi. La solitudine della famiglia, perché appunto mettere in condizioni di solitudine una famiglia che si trova già nella condizione di gestire un problema. E sono tutte famiglie sole quelle che sono intervenute. Appunto, è quello che noi mettiamo sempre al centro del nostro impegno come sindacato dei pensionati della CGIL, ma in questa fase in Veneto assieme anche ai sindacati dei pensionati di CISL e UIL. Noi abbiamo scritto al Presidente Zaia, ai capigruppo del Consiglio regionale, per segnalare come questa sia una situazione che nella sua rigidità ha bisogno di essere modificata, perché altrimenti quel fenomeno di solitudine, che è appunto solitudine rispetto all'accesso ai servizi, solitudine rispetto all'onere che i servizi necessari richiedono, si scarica sull'anello debole, cioè sul soggetto che si trova nella condizione di bisogno. Noi vogliamo invece fare la nostra parte, mettere in gioco anche una revisione del sistema. Allora, prendo per buona l'idea di lavorare sulla filiera, di rimettere a fuoco cosa può consentire di dare le risposte giuste, e quando dico risposte giuste intendo anche dire che dove c'è un bisogno sanitario il nostro sistema garantisce la prestazione sanitaria, non la subordina al reddito, alla possibilità di accedere. Allora questo meccanismo, che immagino sia stato fatto con tutte le migliori intenzioni da parte delle strutture che sono prestate a camuffare parte del costo sanitario dentro a quello che invece è un costo alberghiero, non ha aiutato a un punto di chiarezza e ha scaricato sulle famiglie un onere improprio. È una battaglia che la CGIL fa da anni, quella di denunciare questa cosa. È scritta, lo ricordava il Presidente Volpe, ho letto anch'io in documenti ufficiali della Regione, è scritto nero su bianco questo fatto. Ecco, prendiamo la responsabilità di fare un punto zero oggi, 2012, e guardare quello che possiamo fare oggi, domani e dopodomani. Allora, in questa prospettiva di lungo respiro può avere anche un senso lavorare in quella logica che proponeva il consigliere Bottacin, cioè i grandi rischi come si coprono? Con un meccanismo assicurativo, ma non inseguiamo la soluzione singola, dobbiamo contestualizzarla. Allora, qual è il bisogno, quanto costa quel bisogno, quanta parte deve essere garantita da risorse pubbliche dentro alla collettività e al meccanismo del prelievo fiscale, quanto stanno nella responsabilità dell'individuo e come si aiuta l'individuo ad arrivare a farsi carico di quella responsabilità senza che sia una bomba che esplode un giorno all'improvviso. Allora, ecco, questo è un tema per fare un tavolo di confronto con tutte le parti. Il modo con cui il piano sociosanitario, pur lungamente oggetto di lavoro da parte della Regione, elude questi argomenti, non ne parla, a noi pare un elemento preoccupante. Ecco, quindi, e su questo appunto abbiamo voglia di fare invece dei passi in avanti. Ecco, io spero, adesso non posso darvi la parola nuovamente perché siamo arrivati proprio al termine. Esatto, torneremo su questo discorso. Non camuffiamo i conti però, giuro, non camuffiamo i conti. No, assolutamente. L'idea che le case di riposo camuffano. Comunque vi aggiorneremo perché torneremo ad affrontare questo tema naturalmente, speriamo che poi si divenga anche un possibile tavolo di trattativa per concretamente risolvere il problema, perché i problemi ci sono, emergono anche dal contributo dei nostri telespettatori che ci scrivono messaggi, che ci hanno telefonato, che sono importantissimi, lo sottolineiamo. Ringraziamo però della presenza i nostri ospiti, che siete stati qui con noi in studio, ringraziamo naturalmente della collaborazione anche lo CGIL che ci ha portato delle analisi e continua adesso sul territorio con dei convegni periodici. Il prossimo sarà il 14 dicembre a Vicenza per parlare appunto di Attiene in provincia di Vicenza, per parlare sempre di questo tema per il territorio vicentino. Assolutamente. Grazie, buonanotte naturalmente a tutti quanti voi, grazie di averci seguito e appuntamento domani alle 12:40 in diretta naturalmente. Grazie.